3, 2, 1, si parte 3, con la 2, 1, diretta. si parte con la diretta. Pronto? Infatti. Va bene, direi che possiamo iniziare. Nuncia. Questa è la tavola rotonda della 7ª edizione del Contemporary Festival. Nel sonno la coscienza si addormenta. Benvenute e benvenuti. Nel sogno la coscienza si addormenta, nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. I curatori del festival hanno scelto questo aforisma di Foucault come tema della tavola rotonda con la comunità artistica della 7ª edizione del Contemporary. La scelta del tema per noi è molto importante perché diventa un segnale, diventa una linea politica, diventa un orientamento. L'orientamento nella nostra comunità del Contemporary almeno da 2 anni, da oggi fino alla... aspettate che sistemo questa... Da oggi per i prossimi 2 anni successivi fino al 2023 il Contemporary non si smobilita, non cessa di esistere, continuerà a pianificare eventi durante l'arco di questo biennio, iniziative anche fuori il paese di Donori per mantenere viva la missione di questa piccola banda piena di limiti, di difetti, ma ricca di potenzialità, ricca di umanità, di accoglienza e di coraggio, soprattutto coraggio perché veramente ci vuole molto coraggio per organizzare un festival in mezzo a una pandemia. E allora ecco la scelta del tema che diviene un'ancora per il futuro, per la prossima edizione, l'8ª edizione del Contemporary. Se nella sesta abbiamo studiato e ricercato e analizzato il fallimento come spazio di rigenerazione della creatività dell'arte e dell'avanguardia, ora vogliamo portare per il quest'anno, il 2021, il tema delle contraddizioni della nostra società. Nel sonno la coscienza si addormenta e nel sogno l'esistenza si sveglia. Che cosa ci trasmette? Cosa ci trasmette questa frase? A me personalmente trasmette una forte contraddizione, uno scontro. Addormentare le coscienze è facile, è estremamente facile. Svegliare le esistenze, al contrario, è estremamente difficile. È molto facile creare sistemi per poter governare l'ordine delle cose esistenti, in cui parcheggiare, in cui internare, in cui catturare, in cui imprigionare, ma semplicemente prendersi cura delle altre persone all'interno di un posto specifico. Addormentare le coscienze è la funzione principale di questo governo dell'ordine delle cose. Nelle società moderne riesce questo con una facilità impressionante proprio perché si deve evitare che ci possano essere elementi di rivolta, elementi di rivoluzione che rimettano in discussione questi elementi di annientamento e di controllo del potere ovunque si possano trovare, ed è così che si addormentano le coscienze. Si addormentano perché non si danno possibilità, si addormentano perché non si danno opportunità a chiunque voglia trovare una via d'uscita per superare questo sonno imposto. E per rompere il sonno imposto e trasformare l'ordine delle cose esistenti, che cosa si deve fare? Questa è la domanda del tema di quest'anno. Ha scritto Beccaria che non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni
eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Ecco, il contemporary io lo immagino così, come un luogo di ricerca artistica, di avanguardia, che da sempre ha immaginato di dedicare parte del suo lavoro culturale alla ricerca di una rottura del sonno. Come l'anno scorso con il tema dell'assenza, con cui abbiamo provato, tentato di comprendere che cosa provoca l'assenza, l'assenza dai bisogni, l'assenza dalle necessità primarie, l'assenza del lavoro e dal lavoro, l'assenza di reddito, l'assenza dall'abitare, l'assenza dalla socialità, l'assenza dalla partecipazione, dalla famiglia e dagli affetti. Questo è quello che abbiamo provato a fare con la ricerca dell'assenza, e la crudeltà del potere è proprio riproducibile ovunque nella società, non solo nei luoghi della salute, nelle carceri, nelle galere per i migranti, ma anche nel lavoro e persino in famiglia, nelle nostre famiglie. Allora come si fa a svegliare il sonno di miliardi di esseri umani, di miliardi di esseri umani addormentati da un pensiero dominante, di un mercato che si sostituisce alle persone? Questo sonno di massa, questo sonno globale è il risultato di rapporti di forza di una società che sta fallendo, che è fallita, che è sempre più decadente, e che solo questa pandemia ha potuto svelare nel peggio degli elementi che la riproduce. Le nostre relazioni, la nostra quotidianità sono il prodotto di neoliberismo, di patriarcato, di nazionalismi, di intolleranza, di odio. E allora concludo: come facciamo a svegliarci? Come facciamo a uscirne indenni? Dalle opere degli artisti in residenza ad Onori io ho letto delle proposte, ho letto dei dubbi, delle riflessioni sul mondo che ci circonda. Sono opere che ci raccontano modalità di solidarietà, modalità di collaborazione, sono opere che ci raccontano che non esiste un altro pianeta, perché c'è solo questo in cui viviamo, e possiamo uscire indenni solo se adottiamo un nuovo stile di vita, di convivenza e di consumo, radicalmente differente da quello a cui siamo abituati a abitare, come l'opera di Mosen, per esempio. Vi ringrazio e lascio la parola ai curatori, a Maurizio Coccia. Aspetti, lascio la parola prima a Maurizio Coccia e poi facciamo un giro di... Aspetta Maurizio. Dov'è il... Ci sono già degli interventi, mi sembra che sia già un risultato che non va. Allora, io Può avvicinarsi qui a parlare? non sono abituato al pubblico perché ho vergogna. Allora, microfono, tu? Si può parlare. Allora, io sono Bastiano, non sono nato ad Onori, però sono arrivato qui all'età di 3 anni, perciò ho fatto le scuole qui, in quarta elementare sono scappato. Comunque questa... Allora, io sono stato immigrato, Germania, Olanda, Belgio. A 17 anni mi sono trovato a Amsterdam e sono diventato un figlio dei fiori. Da immigrato sono diventato un viaggiatore. Io sono sarto, ho imparato qui proprio sotto la casa sua, ho lavorato là, in tutto Donori mi conosce, e ho immigrato, poi immigrato c'è anche il sarto con cui ho lavorato, che adesso è in Belgio. Lavorando là in Belgio ho avuto la possibilità di andare a conoscere le comunità dei Pirenei. Da lì mi è venuta la voglia di cambiare vita e di cominciare a sperimentare a vivere in comunità. A Cagliari avevo la sartoria, rientro e facevo macrobiotica a Cagliari, shiatsu, quelle cose. E da quel gruppo conosco Tommaso Serra, un anarchico del Novecento, che era stato in Spagna e tutto, e me ne sono andato a vivere là, e ci sono 43 anni che vivo là. Però la mia infanzia l'ho passata ad Onori. Quando io andavo in Olanda portavo i dischi di Bob Dylan, la moda di quel periodo, che c'era Tony Tonio,
e tutti quei ragazzi che erano un po' più giovani di me abbiamo fatto un circolo dell'Arci, Berrare, insomma, ho portato un po' di cultura da quel periodo e ogni volta che vengo ad Onori mi stupisco perché c'è una crescita continua grazie a questi ragazzi oggi che sono amministratori e sono loro che hanno portato queste bellissime cose. Perché allora si diceva prima come combattere l'apatia, la mancanza che ci abbiamo, che ci impone il potere. Io dico che è molto semplice, come dicono i teatranti. Allora, il teatro deve avere una funzione di svegliare, no? Deve essere dei pugni allo stomaco. Tutta l'arte, anche il dipinto, avevo visto che ci sono bellissimi dipinti di autori molto in gamba, le parole che ci sono del Buddha, di Pertini, questa è la cultura che bisogna portare ai giovani, no, Tonio? E io voglio ringraziare i donoresi per questo e anche gli artisti che sono venuti. Io venerdì sono andato alla cantina adesso a Depenza e c'era Jacob che faceva la terra cruda, no? Allora mi sono messo, ho impastato una carriola di terra cruda col metodo che usavo io da piccolino perché mio nonno faceva ladri e ho buttato una carriola del ludo a questa struttura e mi dispiace di non riuscire aiutare ancora e noi zero. Grazie a tutti. Partirei dal termine contraddizione che Roberto e lo lascerei proprio gravitare un po' su tutta l'esperienza di quest'anno, a partire dalle difficoltà di comunicazione, come state vedendo. Lascerei proprio di quest'anno. Allora dicevo, a partire dal difficoltà il contraddittorio credo una delle poche cose davvero positive e non credo che l'arte serva a rivelare delle verità nascoste o a raggiungere dei picchi, degli slanci mistici, a metterci in contatto con l'ultraterreno, tutte queste cose un po' retoriche. Io credo che apra degli spazi di contraddittorio, cioè dove le persone hanno la possibilità in questa democrazia un po' velenosa che è l'arte di affermare in maniera totalmente rispettosa degli altri il proprio punto su ciò che ci circonda e poi lo può trasformare come vuole. Perciò non vorrei nemmeno trasformare questa occasione in una specie di riunione di alcolisti anonimi, no? Dove ciascuno dice i suoi propri traumi e va avanti. Però mi piacerebbe che effettivamente si riuscisse a trovare un veicolo di sintesi, ciò che è stata l'esperienza di ciascuno di noi, di ciascuno dei partecipanti e le realizzazioni, ma quando parlo di realizzazioni vado oltre il semplice oggetto di installazione, ma il confronto con la cultura che ci ha ospitato. A volte ci accoglie, a volte ci respinge, ma è comunque un interlocutore che non possiamo ridurre semplicemente ad un incomodo che ci rende
difficile fare quello che abbiamo. Sono molto contento intanto che siamo riusciti a condurre in porto un'edizione particolarmente difficile per il contesto geopolitico, per le questioni sanitarie, per la temperatura, ci sono stati anche degli incendi, per dinamiche interne che sono comunque sempre foriere di un ulteriore cambiamento, uno spostamento in avanti. Poi anche con il riverbero che c'è stato sulla cittadinanza, con tutta una coda di polemiche che finirà chiaramente per esaurirsi in breve tempo. Dicevo, sono molto contento perché siamo arrivati più o meno tutti quanti in buona salute alla fine. Le realizzazioni, sia quelle effimere come le azioni, sia come invece più concrete, come le installazioni, gli oggetti artistici che vedrete circolando per il paese, per oggi ancora. Una cosa che in fieri come quella di Mosen, che è stato evocato più volte, continuerà anche successivamente. Quindi sono contento. Sono contento perché, come ho detto 2 giorni fa, ne è valsa la pena. Grazie. Ma non pensate di cavarvela così, adesso dovete parlare voi. Siamo qui appunto. Appunto, è questo diciamo. Comincia tu. Facciamo tutti i giorni al bar. Allora io chiedo al pubblico cosa ci è piaciuto, se piace. Chiedo a loro, perché loro ci confronto tutti i giorni con loro. Questo facciamo un teatro, no? Perciò mi confronto col pubblico e dico se mi è piaciuta questa edizione, questo poi te lo lancio da che si dire. No, se vorrei interagire con voi, non solo io, penso anche tutti gli artisti, anche quelli che sono. Io spero che ci siano anche quelli contrari che bene o male hanno fatto della polemica, hanno fatto che la polemica poi fa crescere, no? Penso che è importante. No, vi chiedo a voi se avete delle domande da farci. Poi vedo con le magliette che parla di noi. No, c'è anche qualcuno che fa parte del paese d'onore. Io personalmente sono entrato in questo paese il primo giorno, lo odiavo e volevo andarmene via, scappare. Adesso faticherò ad andare via, vado via a malincuore perché comunque mi sono affezionato agli artisti e anche a chi ha dato una mano al festival, che è stato proprio la cosa più bella. Sì, Silvia, tutti quanti i ragazzi che hanno lavorato, ma anche il Fisio che non era dentro il festival e anche altra gente, Manuel, tutti quanti. E sono per me confrontarmi con loro e con gli artisti è un'esperienza unica. Vorrei capire se i nostri 10 giorni, sono 10 giorni veramente tra caldo, ha fumato oppure no. Perciò chiedo a voi di intervenire. Puoi andare tranquillamente da loro adesso? Sì. Vai. Vado da chi vuole intervenire. I pantaloni marroncini. Sì, perché comunque ci siamo relazionate, quindi il feedback tornerà, no? Poi non è un microfono. No, lo può tenere lei in mano. Sì. Non so cosa, cioè, io sono sincera, è un tipo di arte che io non capisco di primo acchito, cioè non riesco a, cioè, se non ho la vostra, cioè, la tua l'ho capita perché me l'hai spiegata, mi hai spiegato cos'era, però non riesco subito a capire quello che voi volete trasmettere. Per esempio, lui, cioè, sì, tu non mi so il tuo nome. Lo so, però infatti è quello che per me è stato difficile, cioè poi ho capito che andava vissuta, non andava capita, cioè è più una cosa di interazione, di una cosa che è abbastanza poi semplice, chiuso dentro a lavorare a un progetto che poi ho fatto fuori, no?
so, molto semplice, però capisco che devi vivere, secondo me l'hai vissuta, ma che male. No, 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 ah, che in generale sì. fa e non devi per forza capirla, no? Comunque è molto anche forse comunque più concettuale, però Cioè, a me ha attirato, cioè, io è la seconda volta che seguo questo festival, la settima edizione, ma affermo dalla sesta, sono sincera. Vabbè, e poi la curiosità, il fatto comunque che essendo cioè, volevo comunque capire, stato a capire un po' di più anche cos'era questo festival, che andava vissuto giorno per giorno. è interessante il fatto che scusate, basta. Io faccio un po' di qualche giorno ci lascerete, rimarrà ancora qualcuno a dover spiegare che voi avete realizzato. Questo è un compito per noi, lo ammetto, anche un po' difficile. Quindi mi piacerebbe che davvero voi, gli artisti, ciascuno di voi, ci desse qualche spunto, qualche chiave di lettura per continuare l'opera che voi avete realizzato. Non so se la mia domanda sia pertinente, ma mi pare di sì, perché per giorni ancora continueranno a porci delle domande, oltre le polemiche a cui avete accennato, che quelle continueranno ancora un po' lungo, però poi un giorno ci lasceranno, ci lasceranno in pace. per quanto riguarda il mio lavoro, cosa che la facciamo tutti, adesso cellulare, facciamo tutti. Sono fotografo, nasco fotografo e negli ultimi anni mi avvicino più all'arte contemporanea. Delle mie azioni. Le mie azioni sono legate un po' anche dal fatto che di fuori dalla fotografia dentro un cattura, essendo un pittore, perciò ho avuto il coraggio attraverso a fare azioni, a fare, chiamiamole performance, fare comunque questi. No, la macchina fotografica è sempre la base di tutto e mi sono fatto murare non perché volevo fare il matto, magari lo sono per molti, ma mi sono fatto murare con tutte le mie comfort, nel senso dal frigorifero, cioè, insomma, mangiavo, bevevo, non è che stavo poi così male. Penso che in carcere si stia peggio. E invece di fare un progetto che all'inizio potevo pensare un tributo alla Sardegna o ad Onori, ho cambiato perché poi qua, bene o male, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, il confronto c'è stato, perciò ho pensato di portare qualcosa di mio, cioè ad Onori, prendere da Onori ma dare. Perciò ho deciso di chiudermi lì e fare una specie, per la prima volta nella mia vita, sì, che suono, faccio delle cose, però non è che compo delle performance da solo con proprio basi. Ho fatto delle basi musicali e nel work in progress è scoppiato anche il discorso di Kabul, del Taliban di Kabul, perciò ho cambiato quasi il titolo, titolato la
perso anche Soul, perché ho ripreso anche i rumori della gente che prendeva gli aerei, ma penso che questo l'abbiano visto tutti i veterinarii. Questa qua non è arte, questa qua è vita. Cioè, sono cose che succedono nel mondo, bruttissime. Mose mi fece vedere la settimana scorsa, ho cambiato tutto e ho inserito delle cose legate all'Afghanistan, perciò ho fatto una composizione, tra virgolette, non essendo un musicista professionista, dove poi sopra suonavo la chitarra, suonavo per dire, in realtà cado sugli strumenti e gli strumenti suonano, un po' come potrebbero fare chiunque, però lo faccio e la grafia è il mezzo che mi permette di farlo. Se non ci fosse mi sentirei un idiota, ecco, è quello che voglio dire. Perciò creando questa stazione qua, mi sono creato un percorso dove c'era la scultura, perché comunque le chitarre le colpisco e gli do un'altra forma, la pittura perché l'incendio dell'altra sera, l'altro giorno, quel dipinto con il messo in cima, e sì, perché poi ho stampato foto, potete entrare, vedete le foto delle 4 giorni che sono stato dentro lì, che ho documentato, diciamo, ho prodotto e ho stampato e ho attaccato. Detto questo, ho creato una documentazione. Io esco da questa esperienza qua con un disco, un libro e una mostra. Stop. Più semplice di così. No, è stato chiaro? Diciamo che il mio lavoro parte da una frase di Tisha Brown, che è anche cadere e danzare, perciò è partito tutto. Possiamo fare qualcosa. Basta. L'amico, l'artista, ci raccontasse, insomma, quello che lui ha voluto esprimere con la sua performance, ecco, ci aiuta a raccontare l'accaduto anche ai nostri concittadini. Grazie. C'è anche l'artista che abbiamo alle spalle, ci adesso un po' di replica. Rispondere alla sua domanda, rispondo che spesso mi capita di ascoltare, nel senso che l'arte contemporanea non si capisce, no? Però il fatto è che noi è un paradosso, perché noi ci approcciamo a quadri o a cose che non sono in linea con il nostro vissuto, ma hanno contenuti e di letture che non sono neanche nostre, che si sono stratificate nel tempo. Se andiamo ad esempio a Leonardo da Vinci, ci sono tantissime letture delle opere di Leonardo da Vinci che ormai sono diventate talmente tanto acquisite che sono quasi diventate diverse da quelle che pensava Leonardo. Questo per dire che tante volte non c'è opera più leggibile di quella che avviene oggi. Cioè, perché noi ci fissiamo che chissà che cosa c'è, chissà che cosa, oddio non lo capisco, oddio non ci posso arrivare, oddio non ho studiato, oddio non sono all'altezza, e invece dovremmo solo sentire e, come ha detto Jacopo, vivercela. E questa è l'unica cosa che si dovrebbe fare su tutta l'arte contemporanea, perché non c'è nessuna arte che possiamo capire di più di quella che fanno i nostri coetanei. Non esistono altre forme art, perché usiamo gli stessi mezzi, cioè un artista o qualsiasi altro, ormai qualsiasi cosa è arte. Artisti che usano le api, cioè, Voice che si è chiuso con un coyote, cioè qualsiasi cosa ormai è, se ha un senso collegato, poi ogni artista ha una ricerca, ad esempio
riprendendo Jacopo che ha parlato, lui ha detto io parto dalla fotografia. La questione è che ognuno parte da qualcosa, ognuno parla del proprio vissuto, ognuno, cioè non sono cose buttate, non sono cose che uno si sveglia la mattina e dice, perdonatemi il termine, faccio una cazzata. Sono cose che hanno una stratificazione molto, molto complicata, ma non complicata nel senso non la posso capire, complicata com'è l'esistenza, complicata com'è ogni essere umano. C'è una persona che ho conosciuto recente che mi ha detto una frase che poi è molto... ogni un abisso, cioè delle che dà, quindi per me l'arte è entrare in quello che non si accetta, che non si sopporta. In tutte le generazioni di studiosi, letterati, di persone che hanno creato polemica, hanno spinto un po' in più l'asticella. Io vi posso dire, ad esempio, se noi parliamo della polemica che c'è stata per quello che ho fatto io, 800 anni fa una persona ha fatto una cosa simile a quella che ho fatto io e è diventato il patrono d'Italia. Mi sono riferito a lui, lo dico per butti e farvi capire quante volte ci si perde pregiudizi senza sapere niente, senza sapere niente. Questa è la verità. Non si sa, non dico un cazzo perché. Però la verità è quella, non si conoscono le persone e si giudicano perché? Perché sono andato a colpire qualcosa di estremamente forte dentro le persone che hanno iniziato a fare polemica. Per me è un atto liberato pubblico per quello, perché lo spazio pubblico crea un'energia che una galleria non crea. Per me questo è quello che interessa a me. Un processo trasformativo. Per me l'arte è questo, un processo trasformativo in cui io mi metto in gioco. Non è stato semplice per me. Io mi gioco e diventa qualcosa di per me estremamente forte, cioè non è cioè, volante uno chiamate per piacere, venitelo a prendere. E questo. Cioè, poi c'erano a livello simbolico, c'era tanto, c'era cioè nel senso perdersi tramite la danza, poi molti non hanno sentito il testo finale, perché il testo finale riconduceva proprio a un processo poetico, cioè non era lo sconvolgere, a me non mi interessa quello. Sconvolgere è una cosa che non fa proprio parte della mia ricerca. La mia ricerca è, io credo che l'essere umano è destinato a cosa di più di queste manfrine da 4 soldi. Beh, ciò che si può dire è che sicuramente ha avuto un ottimo insegnante. No, io vorrei soltanto aggiungere una cosa che dico sempre, no, quando affronto appunto la questione del capire, del non capire l'arte contemporanea. Diciamo, la mia reazione immediata è chiedere: ma sei sicuro di capire l'arte classica? No, ma non parlo di te, dico in generale, cioè il fatto di confrontarci con un affresco come non so, la stanza della segnatura di Raffaello, mazza, bellissimo, ma ci sono voluti 45 vescovi che gli hanno fatto il piano iconografico. Cioè noi non è che capiamo quello, vediamo delle cose che ci sono familiari come le figure, no? Poi la retorica dell'arte che cerca il bello, che è una cosa sbagliata. La manualità di cazzo. Appunto, quanti sono i pittori, i virtuosi
della scultura, del disegno, del canto. Ma non basta soltanto, diciamo così, il requisito manifatturiero, tecnologico, fare bene le cose, c'è qualcosa di più e Gianmaria l'ha detto, è un processo di cambiamento, un processo comunque di discussione, di rimessa in discussione dei principi scontati. Allora, ripeto, l'arte di oggi fatta dai viventi per i viventi è qualcosa che abbiamo costantemente di fronte. Cioè, devi vivere Giacomo, Chiara, Tina, Shandor, Mea, Elena, bla bla bla, anche gli altri che poi arriverò. No, dai, l'importante ce lo stiamo giocando qui farà. Esatto. Noi siamo passivamente ci dicono l'arte è bella, l'arte è fatta con legno, e un macete, dov'è? Dov'è il macete? Ecco. L'arte, noi diciamo, noi eravamo, sono queste stratificazioni, noi non sappiamo perché Michelangelo ha fatto veramente la Pietà o il Mosè, no? Cioè, ad esempio, noi ci fidiamo sempre di quello che vediamo, mi tolgo gli occhiali perché così, visto che colpa. Allora, il Mosè di Michelangelo, una delle statue più conosciute, più amate, più apprezzate al mondo. Allora i miei studenti dicono, ma appunto non capisco l'arte contemporanea, capisco. Dico, cazzo, allora il Mosè di Michelangelo capisci sicuramente. Sì, sì, bellissimo, però dico, ma non avete mai notato che ha qualcosa di strano il Mosè di Michelangelo? Cos'ha di strano? Il Mosè di Michelangelo c'ha le corna. Il Mosè di Michelangelo c'ha le corna. Allora, il più grande dei profeti dell'Antico Testamento tiene corna. Perché ha le corna? Non vi siete mai chiesti di fronte a questa cosa qui perché Mosè ha le corna? Allora vuol dire che siete messi in maniera rassicurante, passiva, di fronte a qualcosa che non vi dà una spinta ad andare oltre. Qui tutti in maniera personale, diversa, una spinta l'hanno data, poi magari si finisce nel fosso, ma questa è la vita. Di qualcosa tu, di sensato. Sono molto contenta di, come diceva anche Jacopo, ma penso tutti che è stata un'esperienza molto intensa. La parola intensità ha connotato queste settimane di vita vissuta insieme, quindi questa è stata la cosa fondamentale. Per quello che mi riguarda sul lavoro che ho fatto per andare dritta, in realtà è stato un lavoro di confronto con le persone che ho incontrato qui, è nato così. Quindi un po' al contrario che ha fatto Jacopo, infatti era molto interessante, no? Questa riflessione sul portare dentro o portare fuori, no? Quindi che posizione come artista hai rispetto a uno spazio? Puoi decidere qual è la posizione così com'è lo sguardo. La mia sfida ogni tanto, perché è quello che mi interessa, è partire dall'ascolto della lingua, del linguaggio. Questa è una cosa che io appunto è una pratica che io faccio sempre. Quando Maurizio mi ha detto vieni qui non fare nulla, che qui è iniziato, cioè non c'è bisogno di produrre. Questa cosa poi in realtà è stata un po' un'esplosione, perché comunque a parte la condivisione invece poi c'è stato un richiamo ad avere delle visioni quantomeno, senza pretendere di operare, perché forse un'azione che diventa anche forse opera, di questo sto parlando io. E quindi l'interazione con Sandra, che è iniziata così, con Giunco, con Alfonso, con Olga, con Antonio, con Lucia e con Roberto, che è qui, è stata i tessuti umani con cui io mi sono interfacciata per avere una visione, che è partita sì da Donori, però in realtà io sapevo quello che stavo cercando forse già da prima, perché è un codice. Ecco, per me l'arte è linguaggio, quindi è un codice.
che può essere contemporaneo, antico, cioè, non è questo. Noi sicuramente, almeno parlo per me, io non faccio atti nel senso stretto, se no lo dico sempre, fai la giornalista. Quindi è come il linguaggio, la mia posizione, è quello che io vivo mi attraversa e come io lo traduco. In questo senso forse mi sento più una traduttrice, forse il linguaggio, in questo caso il dialetto sardo, che io non capisco, infatti il lavoro si chiama Parole sarde, ma parole sorde, perché io sono sorda al sardo. E quindi questo gioco linguistico per me è stata, diciamo, il filo che io ho cercato di mettere insieme, giocando comunque, anche cercando di non prendermi un po' troppo sul serio rispetto a quello che faccio, ma quindi avete visto un corvo nel cortile che l'ha riempito di farina e l'ha distrutto sto cortile anche, insomma, poi ci siamo messi a pulirlo, però ed è stato un momento anche di entrare dentro la tradizione e magari leggerla appunto in questo caso in maniera contemporanea, perché le parole erano del dialetto, ma c'erano anche altre che ho mescolato. Quindi ho fatto una serie di giochi, come così anche nella pizzeria, che era la vecchia pizzeria, e poi insomma anche lì ci sono stratificazioni, no? Il corpo è uno spazio, come diceva prima Gianmaria, noi attraversiamo tutti questi spazi con i nostri corpi, quindi è un luogo di indagine il corpo, quindi per chi fa azioni o performance, o chi lo suona il corpo anche, che produce un suono come Jacopo, è questo, no? E quindi il corpo è centrale, quindi anche se sono corpi alti, corpi che non capiamo, però possono porre delle domande, no? E a me questo interessa, quindi io ho cercato insomma di fare questo anche appunto nella diciamo azione poetica, chiamiamola così, insomma lettura, però è stato anche molto sperimentale perché ho fatto cose, ecco, Donori forse questo mi ha dato la possibilità di sporcare, che non è scontato, perché noi che lavoriamo magari in gallerie o musei dobbiamo a volte attenerci a delle situazioni, a delle regole. Un contesto del genere invece di frontiera, chiamiamolo così, un po' all'inizio ci sentivamo un po' dei sopravvissuti a noi stessi e al caldo, ti dà anche la possibilità di sporcare il tuo lavoro, quindi anche no? A volte anche di sbagliare, perché no? E quindi questo, anche le foto che ho raccolto, le parole che abbiamo cotto a casa, quindi entrare nell'intimità e quindi avere anche, diciamo, mi sono permessa di distruggere la storia d'amore tra Olga e Alfonso e Anselmo, scusami, e quindi di farla diventare altra, solo un suono, no? Quindi ho fatto qualcosa un po' di dissacrante, non di cattivo, però l'arte è anche cattiva. Infatti la parola che chiudeva un po', che ha chiuso tutti e due i lavori è sta guerra, no? No? Sa guerra, o sa guerra come dite voi, est in ogni logo e in ogni luogo. E quindi questa è un po' la cosa che io mi sono portata un po' addosso, ho cercato di entrarci dentro questa roba qui. Non so se si è capito il mio delirio, però insomma, grazie. Signore, passiamo, se vuole parlare qualcuno. Ciao. Ci sono i bimbi dietro? No, sono bimbi in Non ci sono? Stanno 18. Perché i bambini sono, diciamo, tra gli abitanti di Donori quelli con cui ho parlato, in realtà. E in maniera molto piacevole, perché ho scoperto che i vostri bimbi hanno delle idee molto all'avanguardia. Una tra queste è quella che mi è stata raccontata sera, quando sono andata al campetto di bocce e non trovando le bocce ho chiesto ai bambini dove fossero
E loro sono stati preoccupati da subito, si sono adoperati per aiutarmi a cercarle. Che fascia di età stai parlando? Ah, non lo so, al massimo 10 anni. Sì, e forse c'è un Alessio, che è il portabandiera. Vabbè, fatto sta che non solo hanno dato aiuto a me, perché poi abbiamo trovato alcune bocce che erano sparite. Hanno trovato anche chiodi e abbiamo insomma portato tutto via. Poi oggi ho provveduto a fare delle nuove bocce, così che stasera alle 8, se insomma ci va, ci facciamo un torneo. Che tra l'altro si fa, è un torneo importante perché il primo Memorial a Gino De Dominicis, organizzato ad Onori per il Contemporary Festival 2021. Qua abbiamo figli. Sì, abbiamo il nipote, poi ci sono Premierà. dei premi. Ci sono dei premi. Pasta integrale e 2 foto. Che sono dentro lo spazio. Esatto. Vabbè, Vabbè, insomma, quindi ho parlato con i bambini, dei grandi, bravissimi, e li ringrazio se ci sono i genitori, non lo so, poi insomma se vogliono venire sono i benvenuti. Gli stessi bambini però mi hanno rivelato un'altra idea, sempre all'avanguardia, perché io ieri sono arrivata e litigavano, sembravano molto agitati. E c'erano bambini e ragazzi e avevano idee in maniera evidente diverse. I ragazzi non erano d'accordo con Gianmaria, questa era chiara come linea. I bambini sì, perché Alessio giustamente mi ha detto: un corpo ce l'abbiamo tutti, che c'è di male? E quindi figo, bravi, cioè rimanete, come dire, in ascolto dei bambini perché è tutto più facile. Se devo parlare del mio lavoro, lo faccio in maniera molto breve perché il mio lavoro in realtà è una metafora molto semplice, direi proprio elementare e anche elementale. È un campetto da bocce, però c'è una rete metallica. Nelle calamite c'è una calamita, quindi automaticamente questa rete metallica smette di essere una rete metallica e in quella circostanza diventa un campo magnetico, un campo di attrazione. L'idea alla base che mi preme comunicare, e non so se è già evidente o se avverrà magari successivamente, è che noi nella vita spesso facciamo delle azioni che hanno un obiettivo. E questo obiettivo, diciamo, calcoliamo più o meno dove si trova e decidiamo quanta forza mettere nella nostra azione per raggiungere questo obiettivo. Ma succede che la vita ci mette in mezzo delle situazioni impreviste, che sono quelle del campo magnetico. E la spiegazione finisce qua. Grazie. Ah. Fatto. Ma in realtà non non mi piace moltissimo parlare. Ho fatto un lavoro in poco tempo perché non trovavo uno spazio, cioè non lo so, ho girato per un sacco di tempo nelle vie e non riuscivo a trovare un luogo. E poi ho trovato questa casetta di guardia che mi è piaciuta subito e c'erano un sacco di cose dentro. Quindi diciamo tutto il lavoro è stato quasi ripulirlo da quello che c'era, che ci stava un altro artista che aveva fatto un lavoro sul terremoto d'Amatrice che ho chiamato. E quindi niente, ho passato un giorno a levare la cenere e a metterci la menta poi. E poi ho pensato a come rendere accogliente quel posto che prima era pieno di spazzatura
e ho semplicemente messo un banchetto apparecchiato con dolce e frutta e una scritta che chi voleva poteva fermarsi quanto voleva, insomma. E basta, cioè nel senso un po' un gesto di gentilezza rispetto a chi neanche so che si ferma, cioè chi si ferma, chi non si ferma, cioè qualcosa, cioè uno spazio pulito e apparecchiato e lasciato lì. Basta, questo qui. Sandor? Vi dico cosa io per il lavoro di Shandor Vali, che appunto ho seguito già da un po' di tempo. In questa occasione Shandor ha proposto Alle 8. Alle 8. Si parte. Siamo d'accordo, mamma, alle 8. Allora, Shandor appunto è un artista ungherese che risiede da qualche anno insieme alla moglie Nea in Italia. Dico questo è molto importante perché la sua idea ha avuto 2 dislocazioni. È arrivato qui e dopo un giorno si è trasferito all'Asinara per fare un video all'interno dell'ossario austro-ungarico, cioè di quel luogo che appunto conserva i resti dei soldati che erano stati deportati, soldati dell'impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale perché ammalati di colera. E in quel luogo particolare sono accadute delle cose brutte, non soltanto si moriva di colera, ma ci sono stati anche dei fenomeni di cannibalismo e insomma è una storia molto molto pesante che anche mi sembra di capire rimossa comunque dai racconti, dalla narrativa locale. Lui l'ha scoperta e appunto portatore di questa sua tradizione, di queste sue origini ungheresi, quindi mitteleuropee che venivano da quei luoghi, ha ripercorso, no, insieme alla moglie, ha risalito la Sardegna ed è andato lì e ha fatto un video e ha preso ispirazione per un concerto molto intenso che ha tenuto il 19 alla Chiesa di Sa Defensa con le immagini e i suoni che gli ha sollecitato questa esperienza. Però non era solo lì, aveva anche portato con sé qualcosa da Donori, che poi ritroviamo qui a Donori, vicino alla cantina di Sa Defensa, sfruttando le doti canore di uno dei rappresentanti della istituzione, dell'amministrazione locale, un cantante tradizionale, ha registrato la sua voce che cantava una canzone relativa a delle problematiche ambientali e non soltanto, insomma, qui di Donori, l'ha registrata e questa registrazione l'ha messa all'interno di uno speaker, di una cassa acustica che ha poi sotterrato. E quindi adesso, ad esempio stanotte ritornando dalla chiesa di Sa Defensa a piedi, passando lungo la strada si sentiva proprio la voce che usciva dalla terra. E infatti questo opera d'arte si chiama Canzone d'amore, Love Song, ed è una canzone per la terra che canta ed è un cantante di Donori. Ecco, questa canzone è sia qui che anche all'Asinara. È stata interrata anche dell'Asinara, quindi è stato creato questo legame ed è stato un lavoro lungo, faticoso, di grande precisione anche tecnica, insomma ha lavorato tantissimo per ricreare questo nuovo contesto per una vicenda poco conosciuta, poco edificante, ma comunque sempre appartenente alla nostra storia. E appunto
qui ad Onori per tutta la durata del festival sarà attivato di notte, quindi si può andare ad ascoltare insieme ad altre opere che ci sono, tra le quali appunto anche quella di Mosen, nei terreni della cantina di Sadefenza. Di notte si può sentire il canto di amore della terra. Grazie Shando, grazie. Ciao a tutti, a me mi conoscete un po' perché c'ero anche l'altra volta. Io l'altra volta avevo presentato un progetto con un modellino piccolo che parlava semplicemente di restringere una strada. E la materia prima, come da noi dall'altra parte del mondo, Iran, la terra ha la stessa funzione anche qua. Tutte Donori anche hanno usato. E questa volta sono tornato per farlo in dimensione reale, farlo in una scala reale dell'oggetto proprio che restringe una strada. Io vengo da un'esperienza di cantiere, cioè io dopo a scuola ho cominciato a lavorare con mio fratello, lui è un architetto, costruisce. Io ho lavorato per 5-6 anni con lui prima di partire per l'Italia. L'ho fatto assistente, non sono un architetto, ma ho vissuto sempre l'ambiente di cantiere, orari di cantiere, un ambiente di fare, svegliarsi la mattina, essere lì, fare delle cose. La cosa che davvero mi piaceva provare qua, e l'ho provato, è svegliarsi la mattina presto, venire al bar, prendere un caffè con le persone, con signori del paese che sono in piazza e le persone che proprio la mattina sono lì per partire a lavorare la terra. Sono contadini, sono qualsiasi persona. Il mio progetto parlava di un incontro, cioè, io faccio i lavori grandi, di solito mi piacciono fare lavori grandi, non perché sono volontario o che posso fare un lavoro grande da solo, non è tanto quello, è il fatto che chiede altri mani per farlo, chiede un coinvolgimento per farlo. L'ho messo tanto del ragazzi del paese, di tutte le persone che anche non ero conosciuto cioè non l'avevo conosciuto l'altra volta. E per me l'incontro vero era quello, cioè stare lì assieme anche per un'ora, lavorare assieme, parlare assieme, conoscerci. E quello per me come progetto è un po' creare quella cosa lì, di incontro, un ambiente di fare, perché tutte le persone qui dalla mattina fino alla sera lavorano, fanno le cose e tutti usano la terra per fare le cose. E semplicemente la mia esperienza è stato quello. Il progetto che ho fatto durante questi 2 anni, andandolo nei vari posti di Donori, preso da quella via lì, in piazza lì, e sono contento mi piace molto, che comunque è andato avanti, per me è stato bellissimo. E anche la gente tra di loro
lavorando in quell'ambiente per passare di là e stare là magari, cioè che mi sembra che capacità di terra è un po' quello, cioè quando da voi anche si dice la terra è calda, da noi anche si dice lo stesso, per cui le persone che lavorano in terra hanno un'anima, mi sembra molto diverso rispetto magari a uno che vive o vissuto in città. E sono contentissimo, cioè grazie davvero a voi per darmi questa possibilità. Oui, bonsoir, je m'appelle Sandra, Buonasera, mi chiamo Sandra, artiste photographe. artista fotografa. Parce que ça a été très enrichissant et très importante pour ma vision du futur. E vorrei ringraziare tutti quanti perché è stato molto arricchente. Non so. Vabbè, scusate i francesismi, e molto stimolante anche per l'evoluzione della mia esperienza futura. Bonjour, Julien Schell, artiste peintre. Julien Schell, artista pittore. Je voulais parler de ce qu'avait dit Jacopo tout à l'heure Vorrei parlare di quello che ha detto Jacopo prima, sur le fait de venir ici et pas pour prendre mais pour donner. riguardo al fatto di venire qui per prendere, non per prendere ma per dare. Et l'expérience qu'on a vécue ici, je sens qu'on nous a beaucoup donné de choses. E l'esperienza che abbiamo avuto qua credo che ci abbia dato veramente tante cose. Et comment dire hein? Mais que ça a poussé dans le travail à une générosité qu'on n'a pas forcément l'habitude, enfin que j'avais pas forcément l'habitude d'avoir, je pense. E ha fatto crescere una generosità che non sempre si trova. Un travail plus porté sur les ressentis et les rencontres avec les personnes. Un lavoro che riguarda più i sentimenti e l'incontro con le persone. De sortir de l'atelier, d'être Uscire dall'atelier sur le terrain, dehors, dans l'extérieur. ed essere sul campo, all'esterno, verso l'esterno, verso gli altri. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Je sais Qualcosa pas quoi che mi dire. ha portato molto. Peut-être Ah. Forse posso precisare anche il lavoro con cui ha fatto Julien le sue pitture. Ha creato dei pigmenti con la terra stessa di Donori,
per cui è veramente un qualcosa che si è espresso attraverso la terra di da noi. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Di qualcosa, Matteo. Tu. Io proprio, però io ho qualche osservazione. Per favore, parliamo da microfono. Paolina, vieni a sedere. Paolina. Non sono preconzioso, si dice. Niente, 2 osservazioni. La prima circa la performance di Jacopo. Diciamo che la ragazza seduta a fianco a Jacopo, non mi ricordo il tuo nome? Chiara. Prima Chiara ha toccato un po' un pensiero che io ho maturato ieri sera, quando prima che Jacopo aprisse la stanza, ma diverse ore prima, io ho notato esattamente dal campo di bocce come ci fosse un continuo flusso di bambini che andavano, se ne andavano, bussavano alla parete, sentivano magari qualche rumore. E quindi, scusate, ce l'ha con lui, non vuole che io intervenga, se n'è andata. Perdonatemi. Dicevo, mi ha fatto riflettere il fatto che in maniera molto superficiale si tende a bollare questo tipo di manifestazione come una manifestazione complessa, una manifestazione da grande, una manifestazione esclusiva, quando invece con la loro semplicità i bambini sono riusciti in un modo o nell'altro a interagire. Chiara ci ha dato un esempio attraverso il suo lavoro, Jacopo ce ne ha dato un altro, seppure in maniera indiretta. Quindi questo, secondo me, perlomeno a me ha fatto riflettere. Bravissimo. E infatti prima, quando Chiara ha fatto un parallelismo con i bambini più piccoli e più grandi, i bambini più grandi circa la performance di Gianmaria sono stati chiari e hanno detto no, non ci è piaciuto, non si fa. Fondamentalmente hanno detto questo, giusto? Non si fa. I bambini piccoli invece che cosa hanno detto? Perché no? Perché forse i bambini piccoli non sono ancora completamente influenzati da quella che è la società e anche questo ci deve far riflettere. Un'ultima cosa circa le parole che ha detto Gianmaria, la citazione che tu prima ci hai regalato. Se ogni cuore è un abisso, per come la vedo io, l'abisso va esplorato. E il contemporary, per come la vedo io, serve a questo. Serve esattamente ad alzare il livello. Io personalmente, i miei studenti, io insegno alla primo grado e di secondo grado, io dico sempre questo: cercate di alzare il livello. Cerchiamo sempre di alzare il livello. Siamo da 6, proviamo a raggiungere il 6,5. Siamo da 7, proviamo a raggiungere il 7,5. Siamo da 10, nessuno è da 10. Proviamo a alzare il livello. E quando, come io ho detto a Maurizio l'altro giorno, quando noi cerchiamo di unire mondi così differenti come il vostro, voi venite da ogni parte del mondo, con una realtà così piccola, così chiusa, e l'abbiamo anche dimostrato, perché poi la performance di Gianmaria è stata pazzesca perché è stata super riuscita. È stata super riuscita perché c'è stata una reazione, positiva, negativa, c'è stata. Quando accade questo, allora ci poniamo delle domande. Io parlavo con Paolo Marchi, ieri mi ha detto giustamente, l'arte non serve a dare risposte, serve a farci dare domande. Secondo me, una formazione artistica, io perlomeno, ma non credo di dover avere per forza una formazione artistica per emozionarmi quando guardo magari La libertà che guida il popolo di Delacroix o quando guardo la Gioconda di Da Vinci. Non è fondamentale, la cosa importante è che io provi a sentire qualcosa. Perlomeno io la vedo così, quindi credo che il festival serva esattamente a questo, a far alzare un minimo il livello ad onori attraverso le performance, attraverso gli artisti e attraverso anche il pubblico che viene da tutta la Sardegna e non solo in momenti come questo. Ho finito. Io vi volevo ringraziare perché sono stati 3 giorni bellissimi. Anch'io, come Barbara, ho avuto qualche difficoltà a capire alcune cose, ma mi sono pure resa conto che è nato in me il discorso che ha fatto lui, che non so come si chiama, che non c'è bisogno... Gianmaria?
non c'è bisogno di avere grossi, perlomeno non questa cosa che da pensare, e quindi vi vorrei ringraziare per questo, perché state molto belle e niente, vi volevo solo ringraziare, mi sembra giusto. Vuoi dire qualcosa sul tuo lavoro, sull'esperienza? No, semplicemente che è stato molto bello lavorare qua ad Onori, conoscere questo territorio. Io ho lavorato con i muri di terra cruda, che è un tema che mi piace molto. Ho lavorato con la terracotta, quindi ho fatto un lavoro di terracotta su terra cruda. Ho parlato con diverse persone che mi hanno chiesto che cosa significava quello che stavo facendo, insomma, ho visto che la gente era molto interessata e sono stati molto gentili con me. È stata una bella esperienza. C'è qualcun altro che vuole intervenire, che vuole dire qualche cosa dal pubblico? C'è pubblico anche dietro. Possono parlare anche quelli da dietro. delle curiosità. Siamo appena arrivati, non sappiamo. Parliamo di calcio. Dopo 10 minuti che sentiamo possiamo intervenire. Ormai siamo io. Chiediamo, a te piace. Maurizio, chiediamo. Ma lui chi è? Resista. Prima Vuoi dire qualcosa, Antonio? allora, mi ha chiamato Maurizio il sindaco e mi ha pregato vivamente di portare il suo saluto e di ringraziare tutti gli artisti che hanno dato molta visibilità al nostro paese. Ecco, non è potuto essere qui perché ha degli impegni familiari. Comunque lui vuole la sua vicinanza. Personalmente per questa ventata fresca che avete portato l'ho già detto un'altra volta che le cosistiche che vengono per una comunità è qualcosa di eccezionale e quindi è stato e poi anche i rapporti sono creati con i cittadini di Donori. Questo è molto importante e ci aiuta discussioni. Oggi ho alle decisioni sembrava che tutti fossero esperti d'arte e questo è importante per noi, comunque bello che sta decantando poi sempre insomma sempre la prossima edizione diventa più interessante. Grazie. Siamo in giro, cominciamo da quello che parla. Io direi che possiamo anche concludere
la tavola sì.